È tempo di vendemmia e facciamo una ricognizione di quello che sta avvenendo sul territorio emiliano, quindi un periodo di bianchi ma anche di rossi. Intanto partiamo appunto dalle uve bianche, ne parliamo con Davide Frascari, presidente del Consorzio Tutela Vini Emilia, un consorzio che tutela non solo i bianchi ma anche i rossi con la denominazione GT, però adesso parliamo di questi bianchi. Siamo in un vigneto, questo è un vigneto di Malvasia. Malvasia, che rientra in questa grande tipologia. Allora, come sta andando quest'anno la vendemmia su questi vini bianchi? Vendemmia che è già iniziata con i bianchi, Sì, no? i bianchi soprattutto per le basi spumanti da alcuni giorni, la Malvasia è prossima alla raccolta. La Malvasia è un vitigno aromatico, quindi è tipico appunto per questo aroma, è spesso commercializzato come vino dolce ma anche secco. Oltre a Malvasia, quali sono le altre tipologie di bianco che vengono e rientrano in questa categoria? Allora, abbiamo anche la Spergola, abbiamo anche il Trebbiano, abbiamo altri vitigni minori, però diciamo che i più significativi sono Malvasia, perché è tipica anche dell'areale piacentino, che è un'altra area che è compresa dal Consorzio Tutela Vini Emilia, il cui diciamo confine geografico va dalla provincia di Piacenza, comprendendo anche quella di Parma, Reggio Emilia, Modena e una parte di Bologna fino al fiume Sillaro. Mentre invece c'è anche la Spergola che è tipicamente reggiana, anzi di Scandiano direi, no? Quindi è una piccola nicchia che vuol dire poi già un centinaio di ettari nel Sì, territorio, no? sì, Grosso sono modo. circa 100 ettari. La Spergola è un vitigno diciamo di alta qualità, utilizzato soprattutto come base spumante perché ha le caratteristiche di essere un'ottima base spumante, quindi per l'acidità e per altre caratteristiche intrinseche di questo vitigno. È caratterizzato, tipico come dicevi tu, di questi territori collinari, quindi Scandiano, Casalgrande, Albinea in particolar modo, questi tre comuni reggiani, proprio per le caratteristiche pedoclimatiche. Questo terreno che ha questo contenuto in minerali molto alto, questa famosa pietra della luna viene denominata, che caratterizza questo vino per gli elementi minerali rispetto ad altri. Quest'anno la produzione come si presenta? Parlando sempre di bianchi e di queste tipologie, in generale ovviamente, poi è chiaro che cambia da territorio a territorio, però insomma si può già fare un primo bilancio da questo punto di vista? Sì, per le uve bianche, le uve bacca bianca è un anno direi buono, con una produzione leggermente inferiore, ma il calo produttivo è più contenuto rispetto alle uve bacca rossa. È una gradazione zuccherina media un po' più alta rispetto all'anno scorso e comunque un anno qualitativo per le uve bianche importante. L'abbiamo detto in altre occasioni, allora, dal 1° agosto insomma, è scattata la fascetta di Stato per le tipologie IGT. Questo che cosa comporta? Insomma, come riconoscimento da parte del consumatore e anche dal punto di vista del produttore. Quindi. Beh, diciamo che è una garanzia per chi produce in modo corretto e onesto, che la stragrande maggioranza dei produttori è un elemento diciamo di garanzia, e per il consumatore è un elemento che certifica che quel prodotto all'interno della bottiglia ha un controllo dal punto di vista soprattutto numerico ben chiaro, perché comunque ogni bottiglia avrà questa fascetta di Stato prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quindi c'è il logo della Repubblica Italiana, e questo è un elemento che noi l'abbiamo fatto per tutela, però indirettamente, soprattutto sul consumatore estero, ha un ruolo importante anche sulla promozione, perché il Made in Italy comunque è riconosciuto come un prodotto di valore superiore dai consumatori stranieri. Quindi anche diciamo oltreoceano, che è diciamo il mercato più importante per quel che riguarda i vini nazionali ed emiliani, avere comunque un riconoscimento preciso e immediato di queste bottiglie può essere un incentivo in più per l'acquisto? Sicuramente sì, la possibilità che l'Istituto dello Stato ha permesso l'ICQRF anche che l'applicazione venga fatta non solo nella chiusura come previsto d'obbligo per i vini DOC e di OCG, ma anche posizionati in altre zone del contenitore della bottiglia. Questo ha permesso più elasticità e anche gli imbottigliatori sono rimasti soddisfatti per aver ascoltato queste esigenze. Le prime settimane, nonostante cadevano in un periodo diciamo di festività, perché all'interno del mese di agosto, ho sentito produttori che sono rimasti comunque soddisfatti per la gestione delle fascette, sia l'impegno di Valore Italia sul territorio sia degli uomini del consorzio. Il magazzino disponibile a Modena ha consentito una certa flessibilità e quindi non abbiamo rilevato particolari problemi nella logistica produttiva di queste prime settimane, che ripeto cadevano all'interno del mese di agosto e quindi in una situazione ancora più complessa per un discorso di ferie.
Quindi vuol dire che questo sforzo che si è voluto fare, che sono anni che si lottava per arrivare a questo obiettivo, le imprese del territorio, gli immotiliatori sono riusciti a farlo con grande impegno, ma diciamo che la riuscita è stata ottima, quindi questo credo che sia un segnale positivo, perché il progetto è definitivamente partito. Frascari, magari ci troviamo tra un mesettino, vediamo di fare una sintesi come è andata l'annata complessivamente. Sì, non parleremo di stime, ma parleremo di reali produzioni. Di reali produzioni, va bene. I timori per la flessione delle vendite e l'instabilità generata dai conflitti bellici preoccupano i produttori di aceto balsamico di Modena. Il tradizionale è quello ad indicazione geografica protetta, ma non per questo il comparto, che da lustro a Modena e all'Emilia-Romagna, rilancia con un appuntamento giunto alla 24esima edizione. Prende il via infatti Acetaie Aperte, un evento organizzato dalle Terre del Balsamico, consorzio di secondo grado, di cui fanno parte il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. L'edizione 2025, che apre le porte dei luoghi di produzione al pubblico, sono ben 45 le acetaie che aderiscono, con degustazioni, visite guidate ed eventi collaterali, è infatti ricca di novità ed anche ampliata. Dal 26 settembre al 4 ottobre il programma prevede infatti numerosi appuntamenti in diverse location. Acetaie Aperte 2025 è arrivata alla 24esima edizione. Di strada se n'è fatta veramente tanta in questi 24 anni. Innanzitutto sul numero delle presenze, da 25-30 acetaie oggi siamo a 47 acetaie aderenti e quindi è cresciuto l'interesse per i produttori, ma soprattutto è cresciuto l'interesse da parte dei consumatori e dei visitatori. Quest'anno abbiamo voluto dare anche qualcosa in più, quindi non solo la giornata dedicata a capire e a scoprire anche i due balsamici di Modena, le storie dei loro produttori, le storie delle famiglie che ci sono dietro questi due prodotti e delle imprese, ma abbiamo voluto allargare il programma alla città e alle eccellenze della città. Modena è balsamico che va nel mondo, quindi è sinonimo di Modena nel mondo, ma Modena è anche motori, è anche bel canto, lirica e anche altri prodotti tipici. Quindi quest'anno il programma si inizia al venerdì sera con la Bohème al Teatro Comunale Pavarotti Freni, proseguirà con una mostra di arti grafiche e di fotografia alla Biblioteca Delfini, un altro cuore della cultura modenese, le biblioteche, e proseguirà la domenica con le acetaie. Ci sarà anche un momento di riflessione sul turismo del balsamico e sul beneficio che il turismo del balsamico dà e sta dando alla nostra provincia. E poi prosegue la settimana seguente con il grande concorso delle acetaie d'eccellenza, delle batterie d'eccellenza. La parola chiave dell'edizione 2025 di Acetaie Aperte è sinergie. Sinergie con l'Opera Lirica, il Teatro Comunale Pavarotti Freni, sinergie col mondo della cultura, la Biblioteca Civica Delfini, sinergie territoriali con la consorteria di Spilamberto, in un evento che vede insieme arte, territorio, eccellenza culturale, eccellenza gastronomica. In una parola, un attimo per l'aceto balsamico tradizionale di Modena, l'aceto balsamico di Modena. Acetaie Aperte è una manifestazione che si tiene a Modena già da tanti anni e la cosa positiva è che sta crescendo di successo e di riconoscibilità. Acetaie Aperte è un'occasione in cui noi modenesi possiamo mostrare la nostra città, la nostra azienda, le nostre aziende e spiegare ai modenesi e non ai modenesi che cos'è l'aceto balsamico di Modena, un prodotto ricco che noi usiamo da tanto tempo ma che non è ancora conosciuto come dovrebbe essere conosciuto. Quindi cerchiamo di unire la bellezza delle nostre terre, la passione dei nostri operatori e la storicità del nostro prodotto.